Sì, parliamo in particolare sia di intelligenza artificiale che di digitale. Sono due cose che le terrei separate. Il mondo del digitale è molto difficile da affrontare per le nostre piccole aziende per un motivo di investimenti, quindi per le cifre che devono essere investite e perché sono piccole, quindi fanno fatica a gestire i dati, queste cose qua. Per quello hanno bisogno del supporto di associazioni o di persone che le aiutino. L'intelligenza artificiale invece, secondo me, va un po' sdoganata, nel senso che è vista un po' come lo spauracchio. Invece il problema è che bisogna conoscerla bene e cercare di farla diventare un elemento produttivo dell'azienda. Quindi l'imprenditore deve imparare ad usarla e metterla a fattor produttivo per cercare di fare il lavoro che fa meglio, cioè deve fargli perdere il tempo per le cose inutili, per le cose banali e quindi potersi concentrare di più sulle cose a valore aggiunto.